Conosci te stesso, conosci il cliente, innova. Portale web di informazione dedicato al Friuli Venezia Giulia con 4 appuntamenti del videogiornale e 2 dirette streaming con ospiti collegati. Sezioni dedicate al cliente. Si tratta di un canale con un target preciso, in crescita grazie alle prossime novità legate al potenziamento delle nuove tecnologie di trasmissione digitale. Il progetto friulitv.net è composto da professionisti del settore con propri studi a Udine e Pordenone per realizzare anche programmi personalizzati costruiti su misura. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Ha costretto minori di 14 anni a subire atti sessuali, in particolare in qualità di allenatore di una squadra di calcio giovanile. In più occasioni avrebbe molestato alcuni allievi mentre facevano la doccia o in auto dopo gli allenamenti. Per questa ragione un uomo di 48 anni di Trieste è stato arrestato dalla squadra mobile della questura del capoluogo regionale. Gli agenti hanno eseguito un provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale nella tarda mattinata di ieri, a seguito di indagini dirette dalla Procura giuliana. Ulteriori indagini in corso. È stata trovata questa mattina in lieve stato di ipotermia la donna di 74 anni che da ieri pomeriggio aveva fatto perdere le tracce a Castions di Strada. Erano stati i familiari ad allertare nella serata le forze dell'ordine, visto che la donna non aveva fatto rientro tra le mura domestiche. Grazie al certosino lavoro da parte dei carabinieri della stazione di Mortegliano, la donna è stata ritrovata all'alba a Sant'Andrat del Cormor, soccorsa dal personale medico e trasferita a Udine per gli accertamenti. Per fortuna niente di grave, anche se, ripetiamo, trovata in stato di ipotermia. La donna sarà dimessa dall'ospedale di Udine in giornata e potrà fare ritorno tra le mura amiche. Una rissa tra giovani ieri pomeriggio in pieno centro a Cervignano del Friuli. È stato il titolare di un bar che ha allertato subito i militari dell'Arma attraverso il numero unico d'emergenza 112. Assistito vis-à-vis a una rissa tra 8 giovani all'incirca tra i 17 e i 18 anni. Il gruppo si è picchiato, pensate, di fronte al suo locale per poi spostarsi in un'altra ala, litigando anche con alcuni esercenti che sono stati infastiditi. Alla vista dell'arrivo dei militari dell'Arma, il fuggi-fuggi generale facendo perdere le tracce. Sotto osservazione le immagini immortalate dalle videocamere di videosorveglianza per risalire agli autori anche attraverso le testimonianze ricevute sul posto. A Pavia di Udine invece una lite tra 4 persone che si sono picchiate all'interno di un edificio privato. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. 3 persone medicate sul posto e una donna molto scossa trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Udine per accertamenti. La lite pare sia sfociata tra i proprietari di casa e 2 amici che avevano fatto loro visita. Ulteriori indagini da parte dei carabinieri della locale compagnia insieme ai colleghi del NORM. È giunto in furgone a Monfalcone dall'Ucraina per fare spese alimentari, violando però le norme anti-Covid. Per questa ragione un ucraino di 45 anni è stato multato dalla polizia locale di Monfalcone che lo aveva fermato per un controllo. A bordo gli agenti hanno trovato grandi quantità di cibo ed è stato ricostruito che l'uomo era venuto in Italia appositamente per fare acquisti.
un viaggio non giustificato da motivo di stringente necessità. Per questo gli è stata inflitta una sanzione di 533,33 euro immediatamente pagata. L'importo è maggiorato perché la violazione è stata commessa con un veicolo. Know yourself, know the customer, innovate yourself. Web portal dedicated to Friuli Venezia Giulia with 4 video news events and 2 live streams with connected guests. Sections dedicated to the customer. As this is a channel with a precise target, it is growing thanks to the upcoming innovation linked to the enhancement of new digital transmission technologies on the web. The editorial project is made up by professionals with their own studios in Udine and Pordenone to create customized programs as well. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, quando il Made in Italy è vero Made in Italy.